Assessore, una serata dedicata a un personaggio illustre di Pieve di Soligo, ma anche a una donna illustre. Ci sono altri appuntamenti e iniziative su questa scia? Sì, buonasera. Come amministrazione comunale abbiamo dedicato una rassegna intera dedicata appunto alla grande Toti Dal Monte per i suoi in ricordo dei 50 anni dalla morte. Il prossimo appuntamento è proprio in Villa Toti Dal Monte, la sua abitazione presso Barbisanello, dove sarà possibile visitare il parco attraverso la visita guidata a partire dalle ore 15 il 29 giugno, domenica, e proseguendo poi con la possibilità alle ore 17 di usufruire del parco, permanere per un concerto all'aperto con la scuola musicale Toti Dal Monte e Piccola Orchestra Veneta, che ci delizieranno con le musiche di Vivaldi. Un appuntamento su prenotazione, consigliamo insomma di prenotare i posti poiché sono abbastanza gettonati, e quindi consiglio insomma di chiamare in biblioteca. Un altro appuntamento sempre in collaborazione tra comune e ufficio turistico è il 14 giugno alle ore 15. Ci sarà appunto la possibilità di fare una visita guidata dove si racconterà la storia delle donne illustri che hanno fatto Pieve di Soligo, tra cui appunto la grande Toti Dal Monte. Come amministrazione comunale vogliamo portare avanti il ricordo delle figure illustri che hanno fatto il nostro territorio, e quindi sarà nostra cura portare avanti queste iniziative anche negli anni a venire.